I sentieri della Liguria, un patrimonio immenso, unico in Europa e nel Mediterraneo, una fittissima rete di collegamenti pedonali e di mulattiere che per secoli hanno costituito l'unica via di comunicazione fra il litorale e l'entroterra, fra le vallate e i valichi appenninici da cui scendere nella pianura padana. Fino agli anni 50, 60, forse anche qualcosina in più, i sentieri erano importanti anche a livello locale. Erano importanti per i pastori, erano importanti per i tagliaregna, per i carbonai, cioè servivano per proprio per gli spostamenti a livello locale, e quindi hanno una distribuzione capillare che nella nostra regione, anche per la sua morfologia, è molto peculiare, ecco, particolare. Una rete, purtroppo, che è stata quasi completamente abbandonata a partire dal secondo dopoguerra, con lo sviluppo delle comunicazioni, l'urbanizzazione massiccia delle coste e lo spopolamento delle campagne. Oggi si lavora a recuperarla, attraverso un progetto della Regione Liguria attuato con la collaborazione delle province, degli enti parco e dell'associazione Alta Via dei Monti Liguri. È il progetto REL, Rete Escursionistica Ligure, che attraverso una campagna di rilievi via GPS punta a censire i sentieri, a verificarne le condizioni e infine a programmare interventi di manutenzione. Alla fine verrà creata una banca dati online, scaricabile dagli escursionisti, con tutti i dati di oltre 2500 km di sentieri liguri. L'obiettivo è la valorizzazione turistica del patrimonio sentieristico, unico modo per garantirne la sopravvivenza e la rinascita. Viene fatto un rilievo col GPS in modo tale da avere una puntualizzazione dello sviluppo del tracciato, per vedere innanzitutto se i sentieri sono ancora percorribili. Spesso capita di vedere che alcuni sentieri che erano segnalati storicamente purtroppo a causa dell'abbandono non sono più percorribili. Vedere quindi lo stato di percorribilità, lo stato di manutenzione e poi anche elementi che sono importanti per la fruibilità da parte degli utenti, cioè ad esempio la presenza di emergenze storiche, naturalistiche, culturali. In questo momento siamo sul sentiero che da Belpiano conduce a Montecucco e stiamo procedendo proprio al rilievo di questa percorrenza contraddistinta da questa segnaletica, i due quadrati rossi. Il lavoro che appunto stiamo facendo è di riportare tramite rilievo con GPS tutto il tracciato di questo percorso, verificando ad esempio se la segnaletica è sempre presente oppure vi sono dei momenti in cui questa risulta carente o mancante del tutto, o ad esempio se il sentiero ha dei momenti di interruzione, presenza di vegetazione infestante e così via. Quindi noi adesso continueremo lungo questo percorso utilizzando questo strumento che appunto è un GPS che permette di segnare puntualmente tutto il tracciato fino ad arrivare appunto alla nostra meta, che in questo caso sarà Montecucco. La fase successiva al rilievo di campagna è il back office, che consiste nell'acquisizione dei dati grezzi del GPS e nella loro successiva elaborazione e trasformazione nel sistema che è adottato nei sistemi informativi territoriali della Regione Liguria. In questo modo si trasferiscono i dati al computer, lo strumento sta scaricando l'ultimo sentiero rilevato. Attraverso questo collegamento, questa correzione differenziale, io mi collego alla stazione fissa che permette di correggere gli errori acquisiti in fase di rilievo. La traccia verde è la traccia corretta. Possiamo vedere in alcuni casi, qui probabilmente c'era stata questo vertice, diciamo, è sicuramente un errore che è stato corretto in fase differenziale. Questo è il dato che viene messo su base cartografica, per cui di ogni punto noi possiamo sapere le coordinate sia planimetriche, quindi la x, la y e la z. Una volta che questo dato è inserito nel sistema informativo, noi possiamo vedere tutte le informazioni ad esse associate, quindi una vera e propria carta d'identità, l'ambito del settore, il numero del percorso, la gerarchia, la difficoltà,
il tipo di viabilità, che in questo caso è non carreggiabile, la sede, il tipo di fondo che può essere naturale, lastricato, ciottoli. Ora vi faccio vedere anche la possibilità di inserire anche una foto, un ortofoto. Qui si vede bene il tracciato. Alla fine il dato geografico viene preparato per poter essere restituito alla regione. Questo censimento dei sentieri, questo rilievo così diciamo scientifico, organizzato, che poi uniforma anche la segnaletica, a che cosa può portare dal punto di vista turistico? Dal punto di vista turistico può portare ovviamente alla predisposizione di progetti che possano rendere maggiormente fruibile appunto la rete escursionistica ligure, che è diffusa in maniera veramente capillare. Io dico sempre che costituisce il sistema linfatico della regione. Ovviamente bisogna concentrarsi su dei progetti mirati. Ce n'è uno su cui stiamo lavorando, che è appunto questo progetto del Sentiero Liguria, che è un percorso costiero che mette in connessione la via Francigena ai cammini di Santiago, da Luni, da Sarzana fino al confine con la Francia, quindi a Grimaldi, ma diciamo che non è questa la sua funzione primaria. La sua funzione primaria è quella di poter promuovere, soprattutto per i turisti del nord Europa, un percorso che sia fruibile dall'autunno fino alla primavera, quindi durante tutto l'inverno, che consente di assaporare la Liguria, quella tutto sommato che vengono a cercare i turisti del nord, quella delle terrazze d'ulivi, dei vigneti, ad esempio nella zona di Zoagli, il percorso dei Cinque Campanili, con delle antiche creuse proprio fronte mare, sempre con dei paesaggi suggestivi, perché pensate solo a tutta la costiera delle Cinque Terre, e sempre con vista mare, tenendoci il più lontani possibili dalle zone più antropizzate e ahimè anche da qualche zona periurbana un pochino degradata.